perché ormai Padova secondo me è fuori controllo sotto questo aspetto, quindi sono preoccupato. Erano le 10 del mattino quando, in questa tabaccheria di via Monte di Pietà, la strada che collega Piazza dei Signori a Piazza del Duomo, entra un giovane tunisino. Prende un pacchetto di sigarette, poi fa per uscire. Il tabaccaio chiede i soldi. Di reazione, il tunisino lo minaccia pesantemente. Chiama la polizia e ti vengo a cercare e te la faccio pagare. Tutto accade in pochi minuti. Il tabaccaio chiama il 113 e poi si sente male. La polizia arriva e grazie alla descrizione fornita individua il probabile rapinatore a poche centinaia di metri dal negozio in Piazza delle Erbe. Il tunisino viene fermato ma oppone resistenza, il tutto sotto agli occhi delle centinaia di persone che affollano ogni giorno la zona a ridosso dei banchi del mercato. Per l'uomo, senza fissa dimora e con una lunghissima sfilza di precedenti, scatta l'arresto. Addosso gli agenti della questura gli trovano una lama per cui sarà denunciato. Nel frattempo il tabaccaio, dopo una visita al pronto soccorso, viene dimesso. Un altro episodio di violenza che fa salire la tensione in città. Per carità, ma roba da matti, guarda, non si può più. Questo mondo proprio andiamo male. Sì, bello, molto bene, continuiamo così, non potremo più uscire, basta. Cosa possiamo fare? Li prendono, li mettono dentro, poi li mettono fuori, li premiano, messi premio, tutelati, coccolati, difesi, compresi, amati, mentre il povero disgraziato è boicottato, annientato. Pina di tutti i colori qua a Padova, violenze sulle auto e il resto. Non si può più vivere. Veniamo qua in giro anche se siamo in centro, ma ne capita di tutti i colori.